Ragazzi, è arrivato pure qui finalmente, ragazzi, sta lampeggiando. Ci sono le luci in arrivo, ragazzi. Ci stanno le luci natalizie, ragazzi. Quindi Francesco anche qui a Salerno sta facendo finalmente un po' di casino. Mamma mia, visto Francesco? Quindi ragazzi sta davvero piovendo in modo fortissimo. Non dico forte forte, però ci stanno certi tuoni. Stanno facendo le foto qua a Salerno. Quindi come potete vedere ragazzi è arrivato il famoso maltempo. Quindi adesso faremo una diretta live 24 ore. Come potete vedere ragazzi sta piovendo di brutto, ma dietro la montagna qua ragazzi proprio ci stanno proprio fulmini, saette, ci sta tutto. Francesco, hai mandato il maltempo qua Francesco, colpa tua. Quindi diciamo ragazzi che finalmente qui sta piovendo, quindi finalmente dopo tempo ragazzi ci siamo riusciti a fare sta piangerata. Da qua va. E speriamo che tutta la notte sia così ragazzi. Metto il cellulare qua fuori e lo rimango qua. Come aveva detto Francesco ragazzi, il maltempo a Napoli stava piovendo, quindi è arrivato pure qua a Salerno. Mannaggia la miseria, mannaggia. Qui al terzo piano ragazzi fa paura. In effetti qua il maltempo si vede un po' meglio rispetto ad altre parti. In effetti come potete vedere stiamo in primo piano qua, con sta montagna proprio di fronte che arrivano saette e tutto. Mi pare di stare davanti a una foto, però finalmente, mannaggia la miseria, incominciamo. Guarda qua, va. Bella, vedo proprio una bella serata ragazzi, proprio bellissimo, però la desideravo in effetti, quindi è anche giusto che sia così finalmente. Stanno facendo le foto in giro, quindi è normale ragazzi. Quindi dietro questa montagna ci sta un casino proprio. Quindi stiamo in diretta ragazzi. Qua stiamo a Salerno, quindi a Salerno sta piovendo proprio in questi momenti ragazzi. Sta facendo le foto il cielo, quindi niente nuvola. Qualcuno mi aveva chiesto la nuvola, ma qua ci saranno solo fulmini e saette per il momento, quindi non credo. Sì, sì, sta proprio, diciamo, lampiando di brutto, quindi il cielo è tutto così. In effetti sta piovendo, a parte il fotografia che sta facendo il cielo, però speriamo che continui così. Dal terzo piano mi pare tutto più guarda qua, va. Quindi finalmente ragazzi, diciamo, è arrivato sto famoso maltempo. Quindi dopo Napoli, che Francesco aveva detto che stava piovendo, è arrivato anche qui a Salerno. Non sta piovendo proprio forte forte, però sta facendo tanti fulmini, come potete vedere. Sì, sì, è già buio. A parte le luci che fanno in giro, è già buio quasi. Speriamo che mantenga così, salute, fino a domani. Una cosa che non sopporto sono proprio, ho paura dei lampi, diciamo. A fine mese, il 27 di questo mese, ogni tanto
scappo dentro. Non si sa mai qua. Essendo all'ultimo piano è capace che questo mi becca. Il mare non si vede più, solo luci. E poi dietro questa montagna un sacco di fulmini, come potete vedere, proprio una serie immensa di fulmini. La pioggia la potete vedere da qua, in effetti. No, no, eccola qui, non è che sta piovendo proprio forte forte, normale. Sono più i lampi che fa che la pioggia che fa, in effetti. Saluto. No, no, non piove proprio a dirotto, no. Sta piovendo in modo normale, diciamo. Sono solo i lampi, i tuoni che fanno paura, come vedi. Però non è che sta facendo proprio sto scroscio d'acqua pesante. Però se continua così tutta la notte, domani mattina sicuramente le temperature saranno crollate, credo. Se continua così, domani mattina non dico che farà freddo, ma poco ci mancherà. Altro che mare poi domani. Andiamo in montagna. Vabbè ragazzi, vi saluto. Oh, mamma mia, bella, vi dici tu. E ci sentiamo dopo, quindi vediamo se mamma che scarica che ha fatto. Cosa visto il fulmine ragazzi? Dopo il fulmine dietro la montagna ha fatto proprio un fulmine esagerato ragazzi. Adesso sta aumentando l'intensità della pioggia. Avete visto i due fulmini? Adesso due fulmini sono caduti qua. Fortunatamente li sto riprendendo, così perlomeno adesso è incominciata la vera pioggia ragazzi, vedete? Adesso sta incominciando a fare un po' sul serio, ma penso che lo state sentendo anche voi. In effetti sì, sta aumentando di brutto, in effetti. Vabbè, ma si sente nel video, quindi i fulmini è quelli che ho più paura, in effetti io. Sì, sì, vedi nel video vicino ai lampioni, guarda come scende, in effetti. I fulmini invece stasera proprio una carretta proprio sta facendo. Proprio è pazzesco proprio. Diciamo che i fulmini e i tuoni sono quelli che vanno per la maggiore. Proprio stiamo facendo i flash in diretta. Pure io quando arrivano i fulmini mi butto un po' la testa dentro. Diciamo che sto davanti alla finestra, quindi in effetti c'è il tendone sopra di me, però fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio. Guarda qua, guarda. Mamma mia, vedete? A volte dicono la natura fa paura, quando si ci mette fa proprio paura. Stiamo facendo proprio le foto qua, le foto in diretta ragazzi. Sta aumentando l'intensità della pioggia. Sì, sì. In effetti adesso sta aumentando, diciamo, la pioggia. I fulmini vanno e vengono di continuo, però è anche normale in effetti.
A mare non sta accadendo neanche un fulmine tutto dietro questa montagna. In effetti a mare è tutto coperto. Quindi diciamo che stasera la pioggia la farà da padrone, quindi ci rinfrescheremo sicuro. Sì, sì, è più in collina, qua diciamo è sulla montagna e qua è sul mare. Come vedi sul mare quasi nulla, in effetti tutto sulla montagna qui. Mannaggia la miseria, veramente. Adesso sta aumentando la pioggia, come sentite nel video. Potete sentirla direttamente voi. C'è una persona che cammina sotto la pioggia, questo non sta bene, guarda qua, qua. Questi davvero stanno gravi con sto tempo. Guarda qua, qua, proprio sta buttando davvero un casino d'acqua ora, ragazzi. Quindi ecco qua, voglio farvi vedere. Guarda qua, va. In effetti sta aumentando davvero esageratamente. In effetti potete vedere sotto, ma non lo so, guarda. Sicuramente si stava ritirando a casa, ma con sto tempo si poteva mettere dentro a un bar e aspettare che passasse, no? Cioè voglio dire io, aspetta che si tranquillizzi la storia e poi te ne vai a casa. Anche perché qui ci sono dove ripararti, diciamo. La pioggia, ragazzi, sta scendendo molto pesante, come potete vedere si sta allagando per terra e sta aumentando di intensità. In effetti i fulmini, vabbè, oramai sono dietro questa montagna che oramai non si vede più, se ci fate caso la montagna è coperta da tipo una nube. Adesso quando fa il lampo si vede. Adesso la pioggia è intensa e non fa vedere la montagna. Sì, sì, guarda qui, è diventato tutto bianco. Guarda Valeria, va. In effetti vedi come piove. È tutto bianco, ragazzi. In effetti vedete, ci stanno tutti aloni. Vedi la montagna ora non la vediamo più. Qua vedi la montagna adesso non la vediamo, se fa qualche diciamo fulmine la vedi, se no non si vede. Quindi in effetti adesso non riesco a vedere più le montagne che stanno intorno, ragazzi. Come potete vedere, guarda, mamma mia, avvocate, stiamo proprio allagando. Prendi il canotto, avvocate. Qua serve il canotto, Franci, collegati. A Salerno c'è bisogno dello yacht. Vai, va. Stanotte la vedo proprio bella, la vedo. Vedete, si è fatto salute, tipo un fiume per terra che scende. Sì, sì. Siamo a posto stasera. Quindi ragazzi, stasera la vedo molto movimentata. Proprio un casino. No, in effetti non è che sono felice, ma finalmente l'aria si... Ora con tutta sta pioggia domani sicuramente farà fresco, non può fare caldo, se ne esco pazzo. A me non era il problema della pioggia, ma che facendo così si rinfresca tutta, diciamo, Salerno. Sì, Massimo, proprio sto facendo proprio un casino, mamma, e che fulmine, ragazzi, mamma. Avete visto il fulmine dietro la montagna? È proprio caduto proprio. Proprio sta facendo proprio un casino dell'acqua, ragazzi, qua. Come potete vedere, proprio un casino, ragazzi.
sotto il lampione. E qua invece qua il posto dove diciamo avvengono i fulmini. In effetti stanno tutti dietro la montagna. A mare non sta facendo neanche un fulmine, in effetti. I fulmini, come vedete, sono tutti dietro questa montagna. Quindi in effetti, ragazzi, potete vedere. Ho detto che facevo la live del maltempo e l'ho fatta. Poi ci mancherebbe solo qualche UFO. Mamma che fulmine, ha visto? Ciao Letizia. Sì, sta piovendo proprio di brutto. Qua sta facendo proprio delle foto e dei fulmini pazzeschi. Proprio cadono dei fulminoni esagerati dietro questa montagna proprio. No, a mare non sta cadendo un solo fulmine, no, no. Tutti dietro questa montagna, in effetti. Come puoi vedere. Ciao avvocato. Vai con la macchina. Vabbè, oramai il tempo lì è buono. No, io prendo il gommone, avvocato è qua. Vedi qua, vedi. Sta scendendo proprio il fiume. Io vado a prendere il canotto, ragazzi. Quindi ragazzi, finalmente dopo tanto tempo un maltempo a Salerno città, quindi anche a Caserta, Napoli, sicuramente anche lì. Sì, metto il canotto, non vado con l'auto, no. Franci, corri. Lo so, in effetti sto dietro la finestra, vedi? In effetti guarda, sto dietro le tapparelle, in effetti non è che sto proprio fuori, eh. Quindi diciamo che qui sta la finestra in effetti e io guardo lo spettacolo. Poi sopra c'ho pure diciamo il tendone, quindi in effetti un po' riparato sto. Sì, mamma mia bella. Vabbè ragazzi, vi saluto e ci sentiamo più tardi. Se continua così faccio un'altra diretta. A dopo ragazzi. Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo. Dopo se continua ancora così faccio un'altra diretta. Quindi a me piace vedere questo tempo così. Quindi se continua faccio un altro video dopo. Ciao a tutti ragazzi.